Il governo, abbiamo detto, è partito da pochissimo, però vedo che i risultati non si fanno attendere e la vicenda dell'Aquarius, tanto per dire, è la prima che mi viene in mente, lo dimostra effettivamente, e tanto che Conte pare che al tavolo con gli altri premier europei riesca finalmente ad imporsi e a farsi rispettare. Però volevo tornare un attimo su quello che abbiamo appena sentito dall'avvocato Paniz. Durante la telefonata. Massimo rispetto naturalmente per la sua professionalità, uno stimato avvocato che sicuramente sa fare il suo mestiere, ma che deve difendere, proprio perché è un avvocato, anche l'indifendibile, e chiaramente in questo caso l'indifendibile è il discorso del vitalizio. E secondo me, faccio appello un po' ai miei studi di legge, da poco trascorsi, il ragionamento dell'avvocato fa acqua in certi punti e mi spiego. Lui parla della questione di incostituzionalità relativamente al concetto della retroattività, ma retroattività il diritto ci insegna che è un qualcosa che si applica, si dice in gergo in latino, ex tunc, che vuol dire da allora, ok? Sì. Mentre la legge, sappiamo tutti, che deve disciplinare per il futuro, quindi tutte le leggi iniziano a produrre i propri effetti ex nunc, cioè da ora. Quindi per quanto riguarda il concetto dei vitalizi, io non riesco a capire perché si parli di retroattività dal momento che il taglio cosiddetto del vitalizio ci sarà da oggi per il futuro, quindi ex nunc da ora, non ex tunc da allora. Cioè, ovvio che non andiamo a chiedere indietro i soldi che hanno percepito 10 anni fa i signori onorevoli, chiaramente. Quindi il taglio parte, parte da oggi e non capisco, e tanto più non capisco perché lo stesso avvocato Paniz poi fa riferimento al concetto delle baby pensioni. Cioè, allora quello non sarebbe retroattivo secondo l'avvocato? Secondo me si fa un'enorme confusione su questo. Io vedo che i tagli, anche se ritenuti legittimi, quelli che sono stati fatti contro le pensioni, a questo punto per queste categorie di persone non erano tagli retroattivi. Cioè, io vorrei che fosse specificato meglio questo aspetto. Per quanto riguarda le pensioni, i diritti dei pensionati, dei disabili e quant'altro, non vale il concetto di retroattività, ma per gli altri, quindi per i politici, la casta, quello sì. Cioè, io capisco che il lavoro dell'avvocato sia proprio quello di cercare l'appiglio anche a volte dove non c'è.